Allora, buongiorno, ben ritrovati a tutti in diretta. Grande Gabriele, basta Lippe mi ha scritto, che vuol dire basta saltare questo appuntamento. Sì, non ci vediamo da un po' di giorni, ma sono state giornate impegnative e poi adesso vediamo anche un po' cosa è successo in questi 2 giorni a Ring. Allora, non so che cosa avete capito su quello che c'è per quanto riguarda quello che c'è sui giornali di oggi, ma mi sembra abbastanza evidente che tutto quello che sognavamo, che speravamo, le riaperture, una giornata di sole come oggi qui a Treviso, anche se è un po' velato, e quindi di ritorno alla normalità, sembra essere tutto saltato per queste maledette varianti. Quindi alla fine hanno ragione Crisanti, ha ragione Galli, e quindi di fatto si va verso nuove chiusure. Adesso vediamo anche i giornali. Ciao Walter, salutiamo un po' di amici che sono già qui. Paola, ciao, ben trovata anche a te. Vincenzo Mitico, buongiorno. Vale, buongiorno a tutti. Allora, condividete, mi raccomando, c'è anche il canale Telegram, cercatelo, Ferdinando Avarino, c'è anche il canale YouTube dove poi ricarichiamo le rassegne stampa del mattino. Allora, sui giornali di oggi, come vi dicevo, viene sottolineato in particolar modo, prima di parlare dell'incontro di Draghi e delle iniziative che hanno intenzione di mettere in campo, l'aspetto che riguarda quel numerino maledetto che ieri ha citato Luca Zaia, cioè quel più 46, che quindi ci fa preoccupare fortemente, perché che cosa dice anche il gran capo della sanità del Veneto? Attenzione, abbiamo visto negli ultimi giorni aumentare un po' gli arrivi, e tra l'altro arrivi anche gravi di persone che finiscono quasi subito in terapia intensiva o comunque in condizioni serie, più che altro. Leonardo, ovviamente cosa? Intendi forse che si va di nuovo verso un peggioramento di questo scenario? Chissà. Allora, Repubblica titola vaccini, Draghi preme sull'Unione Europea, adesso questo aspetto interessante ne parliamo. Il Corriere, nuove chiusure per le varianti, i gruppi Gedi invece in Veneto titolano Covid, torna l'allarme ricoveri, così un po' come il Corriere del Veneto, contagi e ricoveri, torna l'allarme. E questo cosa implica? Che se ritorna una terza ondata, come la chiama Bertolaso in Lombardia, come la chiama Attilio Fontana, governatore della Lombardia, se arriva questa terza ondata, questa è la terza ondata, siamo fregati, perché di solito la terza ondata è un po' più blanda, dobbiamo dire anche questo, però è vero che se arriva ricominciamo a rifermare le visite che stavamo di nuovo attivando, fermare di nuovo tutta quella serie di attività nel mondo della sanità che finalmente potevamo ricominciare a fare, recuperando tante cose, comprese le visite prenotate per gli anziani. Pensate a loro, poveri, e non solo, e quindi bisognerà fermare di nuovo tutto perché arriva questa famigerata terza ondata. Palù sul Corriere di oggi, ma lo dice da un anno anche nelle nostre interviste. Oggi tutti intervistano Palù, lo ricordo sempre, però quando veniva da noi e parlava del virus con estrema chiarezza, evidentemente non lo conoscevano. Il tema di Palù, grandissimo professionista internazionale, virologo, è che ovviamente non si chiama terza ondata perché il virus non è mai sparito, dice sempre questa cosa. E poi sull'idea della Moratti, perché ce n'è un'altra della Moratti che chiede di vaccinare prima le zone più colpite. Chiaramente c'è una grossa preoccupazione, sapete, in particolar modo del bresciano, e Palù dice che è un'idea ragionevole, dice Palù, è un'idea ragionevole. E poi sottolinea Palù in questa intervista del Corriere come più vaccini significhi il crollo dei contagi. Questo lo diciamo da sempre. Il problema è che bisogna andare a cercare questi vaccini mentre sono scappati gli intermediari. Non è che c'è un'altra definizione, sono scappati, non li si vede più, non vendono più i vaccini al Veneto, alla Lombardia, al Friuli Venezia Giulia, all'Emilia Romagna. Se la sono data, capito? Perché hanno chiesto alcune verifiche, giustamente, i governatori, Zaia in testa, c'è un'indagine, tutto quello che c'è, e questi che dicono: ah, se volete sapere il numero del lotto, perché giustamente non sono quelli da giocarci, è il numero del lotto dei vaccini, se volete sapere noi intermediari che vaccini vi vendiamo, volete il numero del lotto e la scadenza, per darvi questi dati, noi dobbiamo averne un altro da parte vostra, cioè l'assicurazione che ci comprate il vaccino, l'autorizzazione.
ma AIFA non ti dà l'autorizzazione se non hai quei dati prima, quindi è nato prima l'uovo o la gallina, è questo il cortocircuito, diciamo, e questo cane che si morde la coda che non serve assolutamente a risolvere il tema, e se non probabilmente quello che questi se la sono data, e quindi non ci sono i vaccini per le regioni allo stato attuale. Dunque, intanto è meraviglioso, guardate, vorrei leggervi alcune dichiarazioni, questo Bonaccini con il quale se la prende tutto il Partito Democratico. E sapete perché il Partito Democratico è un po' sul Corriere, su Repubblica, un po' dappertutto? Il Partito Democratico se la prende col super governatore Stefano Bonaccini, molto apprezzato e stimato, forse nuovo leader del Partito Democratico, mentre Salvini fa l'opposizione al governo, Zingaretti l'opposizione ce l'ha all'interno del suo partito e quindi già è impegnato diciamo in difficoltà di questo tipo. Se la prendono con Bonaccini perché Bonaccini ha detto fondamentalmente che se possibile bisogna riaprire i ristoranti alla sera, cioè una cosa di assoluto buonsenso, al di là dell'aumento dei contagi, per carità, ovviamente, ma per questa dichiarazione giudicata un po' troppo salviniana, nella giornata di ieri Bonaccini è stato costantemente bersagliato dai suoi, che ne hanno dato una definizione ovviamente un po' troppo salviniana. Il governatore, piuttosto che ascoltare, diciamo, Salvini, ascolterei la scienza, gli hanno risposto. Insomma, hanno cominciato a bombardare il Bonaccini, molto apprezzato all'interno del Partito Democratico, quando l'unico senso che c'è dietro quello che sta succedendo, evidentemente non sono amministratori, siamo tutti coscienti dell'idea che bisogna stare attenti ai contagi e ai nuovi rischi, e non credo che Bonaccini sia l'ultimo arrivato, essendo un amministratore. L'unico senso che c'è dietro questa dichiarazione è la guerra tra bande, diciamo, la guerra tra correnti nel Partito Democratico. Non fatevi fregare, attenzione, perché fanno finta che sia una colpa aver detto riapriamo appena possibile i ristoranti, ma in realtà attaccano Bonaccini del loro stesso partito perché già rischia di diventare il nuovo segretario nel futuro, quindi già lo attaccano. È meraviglioso l'attacco preventivo all'interno del partito. Vediamo cosa dicono. Buongiorno Aldo. Aldo, dai, facciamo il lockdown per aprire a Pasqua. No, forse l'ho già sentita, Aldo. Guarda, stavo per arrivare proprio a questo. L'unica variante è quella di andare al voto e far sparire questo governo di non eletti, Walter. Questo ormai ce lo scordiamo adesso. Edoardo, oggi è scritto un pezzo, Edoardo, i sindacati di polizia, perché per il boom di criminalità a Trieste cosa sta succedendo, e quindi piuttosto che chiudere, come voleva il piano Lamorgese, alcuni presidi, è meglio invece rinforzare. Spiegatemi, lo trovate sul sito ferdinandavarino.it. Spiegatemi una cosa: tutti minacciati di lockdown, però 50 positivi nella rotta mediterranea vanno bene, ipocrisia allo stato puro. Rossella, vogliono tenere aperte le primarie fino al 30 giugno, che sono le uniche scuole che non hanno perso un giorno. Ma tutte le scuole, Rossella, in effetti, forse non ha un senso, tu dici in quel caso le primarie perché sono rimaste aperte. Arrivato il vaccino Sputnik a San Marino, ho visto 7.000 dosi mi pare. Anche chi ha fatto la DAD non ha perso giorni. Certo, sulla qualità possiamo discutere, però, Rossella. Marcuri, ce lo vogliamo togliere o no? Edoardo, c'è un passaggio che adesso vi leggerò dai giornali di oggi. Marica, ciao, buongiorno. Un'altra Marica, non solo sulle mascherine, anche sui vaccini lucrano, la gente muore, che schifo. Marica ancora, che disastro, addirittura Vincenzo, sulla questione dei vaccini veneti sarebbe stato opportuno verificare prima di parlarne in conferenza stampa. È un po' una strategia, Vincenzo, lo sai, ma a volte la comunicazione è più importante della sostanza, lo vedi. Walter, siamo nelle mani di fenomeni, il PD potrebbe migrare in Africa. Aldo ancora, Bonaccini è una persona di buon senso, molto apprezzata anche da Zaia, infatti va d'accordo con Zaia, molti sinistri rosicano, già lo attaccano perché rischia di diventare il segretario. Ma gli errori commessi di PCM relativi ricorsi nel 2020 dal governo, chi paga? Perché deve sempre metterci il cittadino? Così scrive Fulvio. Dunque andiamo veloci. Degli intermediari spariti ve l'ho detto, non ci si dividerebbe più tra aperturisti e rigoristi, chiusuristi, come li vogliamo definire, ma dice Draghi durante questo incontro ieri, ci sono un paio di novità importanti che adesso vi dirò, che alla fin fine sono i numeri che decidono.
non la linea dell'apertura o della chiusura, quella della prudenza. Quindi in base ai numeri decidiamo, guardate il caso Brescia, cioè mentre qualcuno dice apriamo i ristoranti, ci sono alcune zone rosse in Emilia Romagna, le zone rosse in Lombardia, insomma e altre aree che sono in forte difficoltà in questo momento. Posto che non abbiamo i numeri di qualche tempo fa, e questo bisogna anche dirlo, tra l'altro ieri più di 303.000 tamponi e la positività sul tampone del 4,4%, non siamo a livelli pazzeschi, speriamo davvero che il caldo contribuisca, ma vediamo, dubito in questi giorni. Dunque Draghi ha detto un'altra cosa, cambiano i criteri, quindi non è più il venerdì il giorno dei colori, giovedì gnocchi, venerdì giorno dei colori, ricordate, ma diventerà il lunedì. Quindi il lunedì dovrebbe essere il giorno del cambio dei colori e per di più entrano in questa cabina di regia ristretta anche i ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, cioè i ministri, perché cosa si fa? Si decide, appena si decide una chiusura, una restrizione o qualcos'altro, con decreto e non di DPCM, perché ne vuole discutere in Parlamento, dice Draghi, e vediamo questo quanto può rallentare il dibattito e la decisione, che evidentemente vogliono rapida, ma se poi vogliono dibattito in Parlamento chissà quanto si allungano i tempi. Bene, tutto questo si fa con cambio di colore il lunedì e ci saranno i ministri di economia e sviluppo economico per garantire ristori immediati, cioè nel momento in cui si prende una decisione si decide subito anche il ristoro da dare alle attività economiche che tengono chiuso. Di Moratti vi ho detto, il caso Bonaccini anche, Arcuri, forse c'è un addio, attenzione perché Arcuri merita. Avete visto come si chiama questo qui, Benotti, no? Il giornalista in aspettativa da diverso tempo e che sarebbe tra gli intermediari più volte citato, quel gruppo di persone che poi ha incassato le prebende, diciamo, come si chiama, la provvigione per la trattativa delle mascherine. Bene, ha raccontato prima a Giletti, quindi sulla 7, non è l'Arena, poi a Quarta Repubblica, un po' la sua verità, però ne è emersa una, diciamo così, tra le righe che è molto interessante, che pare che appunto era stato avvertito Benotti, il giornalista Benotti, uno degli intermediari, era stato avvertito nell'acquisto delle mascherine da Arcuri di una possibile inchiesta, il quale Arcuri diceva di averlo scoperto da Palazzo Chigi. Quindi Palazzo Chigi dice ad Arcuri, secondo questa ricostruzione, attenzione che c'è un'inchiesta, dovete stare un po' attenti, c'è un'inchiesta, comunque dice. Arcuri lo dice a Benotti, tutto questo si chiama rivelazione di segreti d'ufficio, tra l'altro partito da Palazzo Chigi. Ma niente di misterioso, cosa facciamo? Le verginelle? Secondo voi, quando abbiamo raccontato del fatto che Cesa potesse diventare o meno ministro, uno dei leader, dei responsabili del gruppo che doveva aiutare alla formazione del Conte Ter, sapete chi ha bloccato l'eventuale promozione di Cesa, non solo per il gruppo, ma il possibile anche ministero di Lorenzo Cesa centrista? Qualcuno che nel Movimento 5 Stelle ha detto Cesa no, l'avevamo detto qui a Lavarino quelle mattine, Cesa no, gira un'inchiesta, c'è un'inchiesta, e nessuno sapeva niente. 2 giorni dopo, i grillini non vogliono Cesa perché c'è un odore di inchiesta. 2 giorni dopo, guarda caso, l'inchiesta per l''ndrangheta e che coinvolge anche Lorenzo Cesa per un pranzo, ricordate una cosa del genere. E quindi la rivelazione di segreti d'ufficio. Dunque, Raffaele Leo che dice? Dov'è Raffaele? Caro Varino, nei partiti democratici la discussione e il dissenso sono normali, in quelli padronali no, perché non è previsto né tollerato che il capo o il capitano venga contraddetto e qualora ciò si verifichi la stampa servita tace e glissa. Ma non lo so, Raffaele, di solito non è che c'è stampa asservita. Se tu per esempio prendi il caso del Veneto e tutto quello che è successo nella Lega negli anni passati, dal caso Tosi al caso delle candidature, al caso delle estromissioni, non mi pare proprio, si agisce diversamente. Converrai con me,
senza dare surrettiziamente della stampa asservita che rischia querela, e con la tua intelligenza sai benissimo che anche all'interno del Partito Democratico c'è, diciamo, un eccessivo dibattito, e siamo d'accordo tutti quanti, sai benissimo che dovesse diventare Bonaccini comincerebbe lo stillicidio il giorno dopo. È inutile che ci neghiamo le ovvietà, così come le diciamo di tutti i partiti. Meno male che Trieste era tranquilla, fatevi un giro di notte, altro che lanciafiamme. Dunque, dove siamo? I ristori precedenti sono arrivati, no, aspettiamo ancora il quinto, tra l'altro, che deve ancora essere deciso. Ho visto Isolana molte macchine tedesche sulla Isolana, ma la Germania non è in lockdown. Buongiorno, ci stanno mettendo la fame, loro parlano, ma chi aiuta la gente senza lavoro. Buongiorno, ancora Vincenzo che dice, parlando di Draghi, chiusure e danni all'economia, mi preoccupa parecchio quello che è scritto nero su bianco nel report del G30, il membro presidente Draghi, quest'ultimo ha ribadito nel suo discorso in Senato, mi è passato quasi senza rumore, l'Italia subirà una distruzione creativa del proprio tessuto socio-economico. Vincenzo, troppo lungo, non ci arrivo. Dunque, un paio di cose, di aspetti ancora. Dal recovery oggi raccontano le cronache che appunto sono stati tagliati 14 miliardi di alcuni progetti che evidentemente non avevano copertura, non lo dicono i giornali, ma insomma una sorta quasi di pretese da molti partiti, di solito si chiamano marchette, ma pretese da molti partiti della maggioranza che volevano determinati progetti che no, appunto non avevano copertura, quindi sarebbe stato ripulito, diciamo, questo recovery che sta riscrivendo il Premier Draghi. Abbiamo usato una sola dose su 10 di AstraZeneca, una dose su 10 di AstraZeneca, va bene? E che cosa succede intanto in Scozia e in Inghilterra? Lo racconta oggi il Corriere, che ci sono crolli di contagi, effetti immediati per chi usa anche solo, come stanno facendo lì, una prima dose di AstraZeneca, che basta per mettere in sicurezza larga parte della popolazione. Crollo dell'84% con Pfizer, crollo del 95% con AstraZeneca. Per quanto riguarda i possibili effetti più pesanti, peggiori, per la malattia. Quindi anche noi, perché seguire pedissequamente i dettami dell'OMS là dove se ne sono fregati e stanno raggiungendo, e meglio ovviamente, una libertà e un ritorno al lavoro, invece di parlare di nuove chiusure? No, 2 dosi, andiamo a rilento, tra l'altro non usiamo neanche quelle di AstraZeneca che ci sono. AstraZeneca che dice dei 180 milioni previsti per il secondo trimestre in Unione Europea ne arriva alla metà, 90 milioni, che vuol dire per l'Italia, insomma, come sempre, la metà anche di queste. Gabriele che dice 18.000 dosi somministrate nel Regno Unito, 18 milioni, sì, non c'ha, con il 25% della popolazione mi pare. Per Draghi su questo, e chiudiamo, dai, l'Unione Europea dice, ma una chicca finale, all'Unione Europea dice, l'incontro ancora nelle prossime ore, ieri c'è stato un prevertice, meglio bloccare l'export allora di AstraZeneca, ce lo produciamo qua, è nostro, definiamo così, e allora evitiamo che vada fuori dall'Unione Europea. Poi parlano del patentino, di tante altre cose, e del fatto che Big Pharma deve liberare il brevetto per produrre anche in Unione Europea, cosa sulla quale torniamo spesso. Per il reddito di cittadinanza si pensa a un cambio, ragazzi miei, quindi dopo 18 mesi per chi è occupabile non ci sarebbe più questo reddito di cittadinanza che costa 10 miliardi, è andato 2 milioni, pare 3 milioni di persone, e quindi si trova una formula anche di incentivo per spingere queste persone a entrare nel mercato del lavoro, e se trovano lavoro la quota di reddito di cittadinanza di solito si riduce di molto. In realtà vogliono non ridurla così tanto, in modo da avere un vero incentivo per queste persone ad andare a lavoro. Quindi non solo diamo l'incentivo che è il reddito di cittadinanza, non solo trovano lavoro, ma li lasciamo tutti e due perché siano veramente convinti di andare al lavoro. Spero che sia un'idea studiata, diciamo, o una delle idee che sta circolando, però da come la capisco oggi sul Gazzettino, anche se è un po' molto complessa, mi sembra di capire in questa maniera. Il vaccino durante una pandemia dovrebbe essere patrimonio dell'umanità. Edoardo, sono d'accordo assolutamente con te. Che dice Antonietta? Vediamo gli ultimi messaggi. Buongiorno, vorrei avere un tuo parere per il nostro futuro, cosa ci aspetta? Antonietta, non sono mica il mago Telma, diciamo, non faccio previsioni,
ma davvero io quello che avevo detto l'altro giorno, spero in 15 giorni di uscirne, perché non ne possiamo veramente più. Io immagino, e siate d'accordo un po' tutti, regole, distanziamento, mascherina, restrizioni, attenzione a tutto quello che viene previsto, ma non ne possiamo veramente più. E di parlare di ciacole, di cavolate e di altre cose che troviamo sui giornali anche oggi e che non ci interessa, e di ulteriori tagli dei vaccini, io non ne posso più. Voglio che le persone si vaccinino, chi vuole vaccinarsi, che i vaccini ci siano più che altro, e che la finiamo e ne usciamo il prima possibile. Bisogna creare il lavoro, dice Massimo. Ciao a tutti, buona giornata, ci vediamo sul sito ferdinandovarino.it. No, questa sera no a Ring. Tra l'altro il sondaggio di Ring di lunedì sera, riaprire tutto, il 70% ha detto sì. Ieri sera chi teme questa terza ondata, l'80%, mi pare una cosa del genere, crede davvero che stia arrivando questa famigerata terza ondata. E va bene, ciao a tutti, buona giornata.